dottoressa Anna Messina, benvenuta qui in questo spazio dove parliamo di caregiving e demenza. Ci racconti la tua storia, che ti stai occupando di questi temi. Ok, grazie. Antonella, allora, buongiorno, io mi chiamo Anna Messina, sono una psicologa, psicoterapeuta in formazione e mi occupo attualmente anche di ricerca sul tema della demenza e del caregiving, a partire in realtà dalla mia tesi magistrale, ma anche negli ultimi 3 anni durante il dottorato appunto che sto conseguendo all'Università della Svizzera Italiana a Lugano. Il progetto di cui mi sono occupata negli ultimi 3 anni si chiama iSupport. iSupport è un programma che nasce dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per fornire, diciamo, uno strumento in più di autoaiuto a caregiver di persone con demenza. È un programma online che è disponibile sia in forma di sito, quindi accessibile dal computer, sia in forma di applicazione, quindi accessibile da smartphone e tablet, e che aiuta proprio il caregiver a, come dire, destreggiarsi un pochino meglio durante un po' la malattia del proprio caro. Quindi ci sono all'interno di questo programma delle tematiche che il familiare appunto può incontrare durante l'assistenza, che vanno dall'aiutare l'utente a identificare i sintomi o quelli che possono essere anche campanelli d'allarme di una demenza, quindi non necessariamente appunto malattia di Alzheimer, ma diversi tipi di demenze. E poi altri capitoli, altri moduli che invece trattano aree come la comunicazione con una persona affetta da demenza, oppure come gestire meglio l'assistenza quotidiana, quindi dall'alimentazione, dal mantenere un'alimentazione corretta all'idratazione, alla gestione dell'igiene personale, fino anche appunto a fornire delle strategie, dei suggerimenti per la gestione soprattutto dei disturbi comportamentali o dell'umore che possono manifestarsi, quindi parliamo di aggressività, di wandering, di difficoltà di orientamento, diminuzione della capacità di giudizio e altre, come dire, comportamenti che si possono verificare. Un modulo molto importante all'interno di questo programma credo sia un capitolo che è proprio dedicato invece al benessere del familiare, del caregiver. Quindi ci sono delle strategie, per esempio, su come ritagliarsi del tempo nonostante il carico assistenziale, e ci sono anche all'interno degli esercizi di rilassamento con delle tracce audio che permettono un po' al familiare anche di cercare un momento proprio per sé al di fuori dall'assistenza per, ecco, prevenire situazioni di stress o di burnout. Volevo chiederti All'interno di... quali Certo. sono gli ostacoli nel chiedere aiuto da parte delle caregiver, dei caregiver, quali sono le barriere che impediscono la richiesta d'aiuto? Allora, nella mia esperienza, chiaramente poi c'è molta variabilità, no, a seconda della storia di vita e della situazione, però sicuramente ci sono diverse barriere. Una di queste spesso è l'impatto stesso emotivo che ha la malattia, quindi anche una difficoltà magari nel processo di accettazione iniziale. Chiaramente si tratta di spesso una diagnosi che porta con sé una serie di fantasmi, di paure, come dire,
sensazione di non essere in grado, no, di fronteggiare la situazione e chiaramente finché non c'è un'accettazione della diagnosi della malattia non si arriva neanche poi alla richiesta di aiuto e questo l'abbiamo visto appunto in questi 3 anni in cui abbiamo costruito anche questo programma insieme ai familiari. Un'altra barriera è anche spesso la sensazione di non essere compresi dall'esterno, c'è a volte una fatica proprio ad accedere a misure di aiuto e di supporto perché ci si sente di vivere una situazione che gli altri non possono capire. Tant'è che spesso in realtà si cercano i pari, cioè si cercano altri caregiver che stanno magari vivendo situazioni simili, piuttosto che cercare magari a volte professionisti della salute, almeno questo nella nostra esperienza. Altre barriere sono per esempio anche la mancanza per esempio di tempo, la sensazione appunto di essere talmente, come dire, presi dall'assistenza che spesso non si ha neanche si ha la sensazione di non aver tempo neanche per chiedere aiuto, quando in realtà poi probabilmente chiedere aiuto aiuterebbe, no, la persona a trovare più tempo, quindi è anche spesso un paradosso, ecco. Mm-mm. Queste sono secondo me le barriere principali che a volte appunto portano un po' a non chiedere aiuto o comunque a chiedere aiuto in una fase magari più avanzata della malattia, quando la situazione è già molto, come dire, Sì. severa e quando magari un aiuto più tempestivo aiuterebbe anche il caregiver ehm, a entrare meno in fatica, a non arrivare a un livello di stress esagerato. E spesso non è facile per i caregiver, per le caregiver orientarsi anche nel panorama, no, dell'aiuto o dell'assistenza, quindi avere le Sì. informazioni, sapere dove andare a cercare le informazioni. Risulta anche a te questo? Sì, assolutamente. Appunto, in una ricerca che abbiamo svolto l'anno scorso, cioè durante questi 3 anni, poi abbiamo appunto pubblicato un articolo proprio su questo. Abbiamo visto come nei familiari che abbiamo incontrato anche la difficoltà a trovare delle informazioni su a chi rivolgersi a seconda della problematica, a seconda dello stadio della malattia fosse anche esso stesso una barriera, quindi la mancanza, diciamo, di un canale o di un unico posto dove poter trovare informazioni utili e affidabili anche, spesso fa da barriera, quindi anche da qua l'esigenza anche di creare un programma che contenesse al suo interno più informazioni possibili per aiutare anche il familiare un po' a non perdersi nella mole di informazioni che oggi può effettivamente essere... Sì, sopraffacente, sì. Sì, E per esatto. passare dagli ostacoli invece ai benefici, che benefici hai riscontrato rispetto a questi programmi di supporto per i caregiver e le caregiver? Allora, i benefici sicuramente sono su più aree. Diciamo che uno dei benefici principali è quello di essere, cioè di sentirsi probabilmente, di sentire di avere un'esperienza comune ad altre persone, quindi di non trovarsi da solo, in una situazione da cui non riesce ad uscire. Il fatto di, per esempio, chiedere aiuto e scoprire che ci sono tante altre persone che si trovano nella stessa situazione, soprattutto con l'interazione appunto con altri caregiver, aiuta sicuramente a migliorare la qualità di vita, a vivere meglio proprio l'assistenza. E un altro beneficio è sicuramente quello di sentirsi più efficaci nell'assistenza, perché la natura di questo tipo di malattie degenerative è proprio chiaramente il peggioramento, no? Che può essere graduale, può differire molto da caso a caso, però di base
c'è anche una fatica del caregiver a vedere come nonostante gli sforzi e la fatica, in realtà i sintomi a volte peggiorano, la persona peggiora proprio perché chiaramente è una malattia e quindi spesso c'è una sensazione di impotenza e credo che appunto il chiedere aiuto invece e anche il fatto di accedere a delle strategie utili possa far sentire anche meno impotenti, possa anche farsi proprio aiutare i caregiver a sentirsi più efficaci nell'assistenza, quindi di conseguenza a entrare meno in fatica, ad abbassare un po' il livello di stress. Secondo te quali sono i pro e i contro dei percorsi formativi per caregiver e caregiver online? Allora, questo è un tema molto discusso anche in letteratura. Sicuramente i vantaggi di un programma online per questo tipo di utenti, per i caregiver, è la flessibilità, quindi il fatto che possano essere appunto accessibili da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento della giornata. Sappiamo che uno dei proprio delle barriere, come dicevo prima, è il tempo. In realtà il fatto che un intervento possa essere, un programma possa essere accessibile dal proprio cellulare in qualsiasi momento della giornata in autonomia, aiuta a comunque diciamo, il caregiver a formarsi anche quando c'è poco tempo. Qualcuno dei nostri appunto partecipanti ci ha detto, per esempio, che prima di andare a letto a volte dal telefono leggeva qualcosa, soprattutto se era successo qualcosa durante la giornata, un comportamento del proprio caro che l'aveva messo in difficoltà, allora ne approfittava e andava a cercare, ecco. Quindi sicuramente la flessibilità. Un altro vantaggio mh, sono appunto le caratteristiche che l'online può avere che permettono di, per esempio, entrare in interazione, chiaramente ad interazione virtuale, con altri caregiver, magari anche se la persona abita in una zona magari isolata o non in un luogo, come dire, in una città o in un posto con tanti servizi, c'è la possibilità di entrare in contatto comunque con persone che magari non sono nella stessa area, ma che possono fornire aiuto. E il fatto che sia anche un programma rispetto magari a un manuale cartaceo, un programma online permette anche di esercitarsi, per esempio in iSupport ci sono per esempio degli esercizi e la persona può compilare gli esercizi e avere in tempo reale anche le soluzioni, quelli che sono i feedback, quindi questi vantaggi sicuramente. E poi chiaramente anche il costo, no, dell'online che permette alla persona di formarsi senza doversi spostare o raggiungere dei luoghi. Gli svantaggi sono, ne vedo uno in particolare che è la mancanza forse di interazione di persona, quindi il fatto che comunque siano strumenti di autoaiuto prevalentemente che però rendono magari piì difficoltoso poi l'interazione dal vivo. Quindi diciamo ci sono diversi studi che dimostrano come più i programmi online hanno all'interno come dire, delle caratteristiche, dei features che permettono alla persona di entrare in relazione con altri o fare dei gruppi o di avere delle chat che comunque permettono questa parte interattiva, sicuramente funzionano meglio di un programma che è solo di consultazione. Quindi sicuramente la dimensione proprio dell'interazione con altri è importante e rispetto a dei programmi invece dal vivo chiaramente è qualcosa che manca, però è anche vero che dopo il Covid ci siamo anche sempre più abituati a questo tipo di interazione virtuale. A proposito di questo, so che hai fatto una ricerca anche sulla pandemia e l'impatto della pandemia sul caregiving. Che cosa è successo in quel periodo ai caregiver e alle caregiver? Sì, allora è una ricerca che è stata fatta
nel 2020, quindi proprio durante la prima, come dire, ondata di Covid, e è stato uno studio fatto su caregiver residenti in Svizzera e residenti in Italia attraverso un questionario appunto online che andava a valutare un po' delle dimensioni di benessere psicologico, tra cui l'ansia, per esempio la depressione e la percezione di solitudine. E in realtà quello che è emerso è che tanti, come dire, c'è una grande percentuale di caregiver ha avuto un peggioramento in realtà su queste dimensioni in seguito alla pandemia. In realtà appunto ci aspettavamo che come dire, in Italia avessero una condizione peggiore, in realtà abbiamo trovato un peggioramento più significativo nella popolazione svizzera, però ecco, poi qui ci sono tutte delle questioni poi di rappresentatività del campione, però diciamo che considerando la popolazione appunto per intero, il dato anche un po' più preoccupante è stato proprio, la differenza più importante è stata nella percezione di solitudine, che è un dato che ci ha anche fatto un po' pensare. E sicuramente questo peggioramento è dovuto a tutta una serie di misure che c'erano durante il periodo della pandemia, e sicuramente la preoccupazione per il proprio caro, per il peggioramento dello stato di salute, l'impossibilità magari di andare a visitare il proprio caro quando era ricoverato in struttura, cioè sono stati tutti cambiamenti che hanno sicuramente portato a un maggior carico di stress Sì, sì. appunto per il caregiver. Mm. E Anna, quali sono i tuoi progetti futuri in questo ambito? Allora, è sicuramente un ambito in cui vorrei continuare a lavorare e appunto anche proprio a fare ricerca con questa tematica e con questa popolazione. Nel prossimo futuro in realtà partirà un progetto sempre sulla scia di quello che è stato fatto con iSupport, che prevederà invece una formazione sui temi della demenza non solo ai caregiver ma anche a tutta la popolazione, sempre sulla base dei contenuti di questo progetto. Quindi verranno creati dei video insieme ai caregiver e su diversi temi, e questi temi saranno poi oggetto di discussioni, di serate informative sia con esperti che con caregiver, perché la riflessione un po' che abbiamo fatto appunto negli ultimi anni in seguito a questo lavoro di ricerca è stato proprio comunque anche la valorizzazione della conoscenza che i caregiver hanno, no? Cioè proprio la conoscenza esperienziale, e quindi il bisogno spesso di integrare la conoscenza, come dire, scientifica o degli esperti di questa malattia, ma anche di fare leva sulla conoscenza proprio esperienziale e vissuta dei caregiver. Quindi penso che questo, come dire, questo insieme di cose possa davvero un po' far comprendere meglio questa malattia e anche nella sua complessità, non solo negli aspetti negativi, ma anche in Mm. quelli positivi che poi ci sono. Sì, mi viene in mente il movimento della città amica della demenza, in qualche modo, no? Esatto, esatto, un po' su quella scia lì. In Svizzera non esiste in realtà un modello proprio di community dementia friendly, mi sembra si chiamino, no? Di queste comunità amiche della demenza, però il movimento è un po' quello, cioè quello di, essendo una malattia sempre più presente, quello di formare proprio, cioè fare anche proprio prevenzione sulla popolazione, non solo su chi è già caregiver, ma su chi magari poi lo diventerà in futuro. Grazie Anna, grazie per il tuo tempo e per quello che ci hai raccontato. Grazie Antonella, grazie a tutti.